Per noi è importante chiamare le cose col proprio nome. Qua non parliamo di un conflitto, parliamo di un'invasione. Uno dei effetti collaterali, se li possiamo chiamare così, di invasione della situazione attuale è l'attenzione al linguaggio che viene utilizzato sia per descrivere quello che sta succedendo, quindi vengono respinti i nomi propri come magari possiamo sentire dai notiziari russi, operazione militare speciale, la guerra russo-ucraina o il conflitto russo-ucraina, ma anche nel caso sia degli eventi passati, come per esempio parlare dell'occupazione della penisola Crimea, non dell'annessione, o comunque se dell'annessione illegittima, o anche sul livello un po' più culturale prestare attenzione alle denominazioni delle città. In italiano viene utilizzata la denominazione o la pronuncia russofona piuttosto che la variante ucraina. Esatto, Ucraina, in ucraino si dice Ucraina e non Ucraina. Da parte del governo ucraino è stata lanciata una campagna nel 2019 già per promuovere anche la pronuncia corretta non solo del paese ma delle città. Si chiama proprio hashtag Kyiv not Kiev.